Seconda corsa, premio Consorzio Agrario di Ravenna, sono cavalli anziani di categoria G, 9 al via, dopo il ritiro del numero 7. Lo schieramento, la distanza è quella dei 2060 metri con l'autostart. 1 Orfeo Jet, Aniello Vitagliano, 2 Victor Breed, Vincenzo Luongo, 3 Pericle Tab, Roberto Andraghetti, 4 Victoria Best, Vincenzo Piscoglio, 5 Revolver, Maurizio Cheli, 6 Very Much MMG, Andrea Vitagliano. In seconda fila 8 Don Bosco, Andrea Farolfi, 9 Taitu R, Antonino Pecoraro, 10 Ultrasfont, Marco Stefani. Perde la Very Much MMG che si sistema subito in coda. Stacco della macchina, veloci, Orfeo Jet all'interno, su Victoria Best che insiste al largo. Insiste Vincenzo Piscoglio, ma Orfeo Jet vuole mantenere il comando. Viene fuori un parziale molto veloce, 200 metri in 14,8 e alla fine Victoria Best a via libera. In terza posizione Pericle Tab a precedere Revolver, poi numero 6 Ultrasfont. Very Much MMG Intanto squalificato. si ingamba all'esterno Don Bosco. 30 secco i primi 400 metri con in vantaggio la figlia di Zerindi Riserva, seguita da Orfeo Jet. Pericle Tab prosegue l'avanzata Don Bosco, si scopre Maurizio Cheli con Revolver, ma vuole solo prendere la schiena del francese di Andrea Farolfi. Intanto i 600 in 46,2. Sempre in vantaggio Victoria Best su Orfeo Jet, di fuori scoperto ora Don Bosco, con di fuori anche Revolver. Ora anche Marco Stefani decide che è il momento di prendere la via del largo. 1 minuto e 7 decimi il parziale, sempre Orfeo Jet davanti a Pericle Tab, di fuori scoperto Don Bosco, poi Revolver e Ultrasfont. Intanto il primo chilometro va via in 1:16,2. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Vincenzo Piscoglio con Victoria Best che mantiene ritmo sollecito, ancora 14,5 addirittura qui al passaggio, mentre si elimina Revolver. Sempre Orfeo Jet in seconda posizione, a largo Don Bosco, poi Pericle Tab 2 Victor che accenna a uscire, poi Roberto Andraghetti ci ripensa e si butta di dentro, frazione in 15, con in vantaggio sempre la targata Best con in schiena Orfeo Jet, poi Pericle Tab, di fuori Don Bosco che perde qualche battuta. Mancano poco più di 400 metri alla conclusione, sempre Victoria Best in vantaggio su Orfeo Jet e Pericle Tab. Siamo a 300 metri dalla conclusione. Ora Vincenzo Piscoglio inizia a sollecitare la femmina, Orfeo Jet a sua volta sollecitato in seconda posizione, sposta al largo Pericle Tab con Roberto Andraghetti, ultima curva passata in 15,7, retta d'arrivo, ancora in vantaggio Victoria Best, dentro Orfeo Jet, di fuori Pericle Tab, ultimi 50 metri al largo di tutti, ci prova Pericle Tab e alla fine Pericle Tab viene a vincere su Victoria Best e Orfeo Jet. Il doppio di Roberto Andraghetti con il figlio di Everest S. Adrian Gioni al training, ma il lavoro dietro le quinte dei fratelli Zanetti, anche ai colori di Davide Zanetti per Pericle Tab, che viene a vincere la sua terza corsa in carriera, la quota di 14,27, ben interpretato da Roberto Andraghetti. Dalla terza posizione la corda viene a battere Victoria Best e Orfeo Jet, che se l'erano date nei primi 400 metri. Rivediamo la retta d'arrivo con Pericle Tab che sposta in terza ruota e viene a vincere questa terza di Cesena. Mentre per il secondo posto rivediamo la lotta fra Victoria Best, che è ancora seconda, su Orfeo Jet.